cantiere Stefanini è sbloccato da parecchio tempo, stiamo seguendo perfettamente il cronoprogramma e noi abbiamo la finestra delle vacanze di Natale per fare lo spostamento. Partendo dal tribolato cantiere delle Stefanini, con demolizioni impreviste nei mesi scorsi, e passando per tutti quelli ancora aperti, l'assessore ai lavori pubblici Sandro Zampese traccia un prospetto di quello che sta accadendo in città. Ferite aperte che vanno via via chiudendosi nel rispetto dei tempi imposti dal PNRR e compatibilmente anche con gli allacciamenti fognari. Ad oggi, se non vi sono poi imprevisti di natura maggiore, noi siamo con i tempi rispettati. Abbiamo circa una trentina di cantieri, quasi tutti PNRR, dove stiamo procedendo. Ieri sono andato a visitare anche il quartiere di San Liberale, lo facciamo settimanalmente, anche lì dobbiamo dare una stretta proprio per liberare la popolazione sia dai lavori che abbiamo fatto con ATS, lavori epocali delle nuove fognature che collegheranno San Liberale al depuratore comunale, ed è la prima volta in Italia che si collega un intero quartiere a un sistema nuovo fognario, e anche poi la riqualificazione ambientale e sociale del villaggio. Anche sulla ex caserma Salsa i lavori di bonifica del terreno hanno rallentato le procedure. Stiamo dialogando con la provincia e con l'ASL, siamo fermi alla caratterizzazione, abbiamo già avuto diciamo, le modalità per fare la bonifica e quindi abbiamo ripreso i lavori nel fabbricato A, che sarebbe quel fabbricato che poi cederemo all'Università di Padova. L'assessore nel fine settimana è stato anche impegnato nella campagna leghista dei gazebo voluta dal segretario Stefani, che ha visto oltre 1000 punti di contatto tra militanti e cittadini. Uno dei temi sui quali più sono arrivate domande è stato quello del recente decreto sicurezza. Stiamo illustrando il decreto sicurezza che è stato votato, quindi la restrizione per soprattutto i reati sociali, quindi stop ai borseggi, alle occupazioni abusive di case, che comunque non permettono di dare le case a chi è in graduatoria, che giustamente è in graduatoria e che aspetta, stop alle violenze, stop ai blocchi stradali, e anche ci sono 14 nuovi reati che soprattutto legati a quello che una volta, anche sbagliando, si chiamava microcriminalità e che invece è molto, molto impattante sul tessuto sociale dei cittadini.